vado in un liceo artistico, però vabbè, non è che ti insegnino a disegnare da sola, così mi piace molto disegnare. Quindi... Ti è piaciuto il corso? Sì, molto. Sì. Se ne sarebbe bisogno di un altro? Potendo sì, certo. No, è ottimo. Un po' più lungo, non so, alla fine erano 8 lezioni e la gran parte abbiamo fatto storia del fumetto, così, quindi di pratico ci siamo trovati un po' all'ultimo momento a far tutto, però va bene. Perché mi sono perso un bel pezzo di corso, diciamo. Che ero via, e allora mi sono perso tutta la metà nel mezzo. Ho fatto praticamente la prima e l'ultima, diciamo. Se ti è piaciuto e secondo te ce ne vorrebbero ancora di corsi così? Come? No, è bello. Cioè, è una bella opportunità, è figa. Ma tu hai disegni perché ti piace disegnare o hai frequentato dei corsi? Perché mi piace disegnare, poi faccio un po' di corsi, concorsi qua e là, a seconda di quello che capita. Con quello che mi viene, insomma. Secondo me, se il corso è condotto così è molto importante, perché ad esempio ho visto che Claudio è bravissimo non tanto a curare un corso, ma anche a curare un progetto. Secondo me i corsi finalizzati in un progetto hanno molto senso, perché danno la possibilità agli autori di vedere concretamente il loro lavoro e di capire anche come funziona il fumetto, che non è solo disegno ma è storia, una storia che poi deve essere stampata, deve essere magari anche distribuita, divulgata, eccetera. E quindi secondo me concepito così il corso ha molto senso. Che senso ha fare un corso di fumetto? Vabbè, diciamo per l'utente ha un senso formativo, dopotutto hai modo magari di conoscere qualcuno che ha la tua stessa passione o qualcuno che ne sa più di te, qualcosa da imparare. Per chi lo fa da insegnante è una voglia di mettere alla prova i propri nervi, un desiderio di confrontarsi con i lettori che non ti leggono di solito, ecco, probabilmente. E poi è masochismo. Fondamentalmente